Amici, bentrovati in questa puntata di Die Pro Die. Quest'oggi siamo a Porto Rotondo, signori. Oggi siamo con una grande associazione che è l'associazione LIDE. Siamo in compagnia di Cosetta Pronto, buonasera. Buonasera. E poi con Sergio Sassi. Allora, intanto andiamo a spiegare perché siamo a Porto Rotondo quest'oggi, Cosetta. Siamo a Porto Rotondo perché il consorzio Centro Naturale Commerciale in Porto Rotondo ha voluto organizzare questa serata in favore del rifugio ai fratelli minori. Stiamo parlando dei cagnolini, ma non solo, Certo, di tutti i problemi. Infatti in questa manifestazione raccogliamo fondi anche per la sterilizzazione dei gatti, perché i gatti non sono considerati. Cioè i gatti... Zero. Allora, siccome la nostra associazione tutela tutti gli animali, vogliamo devolvere questo ricavato, anche se il rifugio ha problemi allucinanti, ma noi vogliamo devolvere questa manifestazione, tutto l'incasso, alla sterilizzazione dei gatti randagi, perché tanto i gatti arrivano al nostro rifugio, perché ormai non siamo più un rifugio di cani, abbiamo più di 40 gatti. Per la tutela della fauna selvatica, la provincia Olbia-Tempio ha stanziato da giugno a dicembre per il soccorso della fauna selvatica, ed è giustissimo, 16.000 euro. Per i gatti, se tu trovi un gatto in strada ferito, se lo soccorri deve intervenire sempre ed esclusivamente la LIDA, perché nessuna istituzione se ne fa carico. È assurdo e vergognoso. Ma ci sono molti più gatti che vivono problematiche di questo tipo che cani? Ci sono problemi sia cani che gatti. Il problema è che i gatti continuano a riprocrearsi e se non fai una campagna di sterilizzazione è una tragedia, perché poi qua esiste un buon costume che è quello per risolvere il problema. Spargono nel territorio le polpette e le avvelenano. Mamma mia. Ecco. Mamma mia, che cosa brutta. Allora, intanto lo ricordiamo, siamo a Porto Rotondo, sfilata solidale a quattro zampe, vedete ogni tanto le immagini proprio in riferimento a questa manifestazione che, come sempre, la LIDE è sempre molto vicina a quelle che sono le problematiche degli animali. Avete sentito lo scorso anno a Olbia si è parlato dei cani, della sterilizzazione dei cani, quest'anno il ritorno a Porto Rotondo, perché insomma mancavate da Porto Rotondo da qualche anno con questa manifestazione, il ritorno anche a sottolineare le problematiche in riferimento per l'appunto alla sterilizzazione dei gatti. Sì, per noi è un piacere ritornare a Porto Rotondo dopo quasi 10 anni dalla prima volta che abbiamo fatto questa manifestazione. L'abbiamo proprio fatta qui a Porto Rotondo in piazzetta San Marco. È stato un notevole afflusso di gente. Devo dire, adesso vedremo come si svolgerà questa, però in questi 10 anni c'è sempre stata più gente che ci ha seguito. Gente del luogo, turisti e non. Noi siamo contenti di questo, anche se per noi è sempre difficile, anzi rimanere a galla non è difficile, è quasi un problema irrisolto per adesso, però se siamo qui vuol dire che fino adesso siamo riusciti a galleggiare e speriamo di non affondare. Noi l'ottimismo ce l'abbiamo. È chiaro che è sempre un problema diciamo di due specie, uno di natura economica, perché noi per mantenere 650 cani abbiamo bisogno di 400.000 euro all'anno. Scusa, ma voi avete un conto corrente, se qualcuno può, se vuol dare una mano può farlo? Non solo può farlo, cioè... Perché lo mettiamo in sovrappressione, se siete d'accordo? Noi abbiamo un sito internet che è da un po' di anni che abbiamo, e che è www.lidaolbia.it. Ecco, un comunicato ai nostri telespettatori, in sovrappressione c'è proprio questo sito, entrateci dentro, se volete dare una mano agli amici di Olbia, alla Lida di Olbia potete farlo, basta semplicemente, credo, connettersi, entrare dentro il sito e informarsi. Questo è importantissimo. Ci sono tutte le coordinate necessarie, conti correnti bancari, eccetera, eccetera. E devo dire che noi siamo molto lieti, perché poi l'abbiamo voluto noi, di essere entrati così nel mondo internet, perché ci ha fatto fare un salto qualitativo. Grazie a internet, per esempio, noi abbiamo effettuato tantissime adozioni. Pensate che in 10 anni noi abbiamo fatto adottare quasi più di 2000 cani, ok? E soprattutto anche grazie a questa conoscenza, diciamo, che abbiamo ottenuto attraverso internet, che ha
però un piccolo risvolto della medaglia che non è così positivo, ed il fatto di essere conosciuti crea per molta gente una sorta di possibilità di pulirsi la coscienza, perché quando trovano magari dei cani o dei gatti abbandonati, la loro coscienza si solleva dicendo vabbè, noi non possiamo tenerli, però c'è la Lida, tant'è che noi ogni giorno abbiamo lasciti di questo tipo, ecco, per cui internet ci ha aiutato, e devo dire che l'aiuto è sicuramente più che proporzionale in termini positivi rispetto al lato negativo, però il fatto di essere conosciuti ha causato anche questo sovraffollamento che ci crea la difficoltà nel cercare di assolvere il nostro compito primario. Il nostro compito primario è quello di svuotare il canile del rifugio dei fratelli minori. È 10 anni che ce lo ripromettiamo, Cosetta, nonostante 2000 adozioni abbiamo ancora 650 cani più tutti i gatti che arrivano. Che sono 40, vi diceva i gatti? Sì, beh, forse abbiamo anche forse un po', anche di più. forse per difetto questa enunciazione. Però io non so, non sono sardo, per cui non sono proprio, diciamo, entrato nella mentalità sarda, ma ai 10 anni che frequento la Sardegna a livello di 6-10 mesi all'anno, e devo dire che tutto sommato, nonostante questi numeri un pochettino negativi, se vogliamo, dal punto di vista del sovraffollamento, ho notato un notevole, diciamo, miglioramento dal punto di vista del rapporto uomo-animale. Intanto noi già lo scorso anno ci siamo occupati della Lida Olbia, c'è stata proprio una campagna in riferimento al fatto che bisogna stare un po' più attenti ai propri animali. Lo scorso anno la manifestazione è andata molto bene, un grande pubblico, una manifestazione proprio organizzata per sottolineare le problematiche, ma far sì poi che le migliorie siano sempre più immediate. Com'è andata lo scorso anno? Cos'è cambiato dallo scorso anno in poi? Niente, non cambierà mai niente. Assolutamente, non cambierà mai niente, perché se non si sterilizza il problema non si risolverà mai. Ho sentito che lo scorso anno c'è stata più attenzione per la sterilizzazione, anche il sindaco si era proposto. Allora, lo scorso anno c'è stata più attenzione, perché noi, come Lida di Olbia e Comune di Olbia, avevamo ottenuto un finanziamento dalla Regione Sardegna, ma minimo, perché la Regione Sardegna ci aveva erogato 17.000 euro per la sterilizzazione dei cani randagi e di proprietà. Quanti ne avete sterilizzati? Noi abbiamo sterilizzato 68 cani di proprietà e 91 cani del rifugio, tutti gratuitamente, anche cani di proprietà, mentre gli altri che hanno ottenuto lo stesso finanziamento nostro ma non hanno la nostra realtà. E cosa ci siamo ritrovati? Ci siamo ritrovati che nella giunta Soru sono stati stanziati nel bilancio della regione 3 milioni di euro, quindi stanziati, che esistono in bilancio. Sono stati erogati 1 milione di euro, siccome il tavolo tecnico che è stato istituito in regione per la ripartizione di questi fondi è stato fatto ad avviso mio, e lo dico e lo grido da persone di un'incompetenza unica che non vivono questa realtà. E cosa si sono trovati? Che quel 1 milione di euro che hanno distribuito malissimo, molti non li hanno spesi, e quindi gli altri 2 milioni sono fermi in regione e la gente continua a far partorire i cani perché non ha i soldi per andare dal veterinario e le chiedono 250 euro. Non ha, cosa fa? Non sterilizza. E dopodiché cosa fa? Siccome sono vigliacchi, prendono i cuccioli o li buttano nel cassonetto o, quando va bene, li abbandonano davanti al nostro rifugio. Allora le istituzioni devono prendere atto che questa situazione deve modificarsi. La legge 281 dice che le ASL devono sterilizzare. Dal 1991, 14 di agosto, proclamata la legge 281, non è mai stata fatta una sterilizzazione. Tutte le sterilizzazioni sono a carico della Lida, ma è una realtà impossibile. La Lida perché se ne fa carico? Non perché la Lida sia stata obbligata, siccome la Lida è un'associazione che tutela gli animali, un cane in un canile, se va in calore, succede una tragedia. Ma la cosa ancora più vergognosa è che a febbraio
La nostra associazione è stata denunciata dalla ASL perché abbiamo sterilizzato gratuitamente 188 animali tramite un'associazione tedesca. Perché vi ha denunciato l'ASL? Perché noi abbiamo sterilizzato questi cani, non potevamo farlo, abbiamo violato l'articolo 13 della legge 281, perché la legge 281, l'articolo 13, l'unico ente preposto a sterilizzare i randagi è l'ASL. Peccato che l'ASL di Olbia non lo faccia. Allora a questo punto io chiedo questo: se non fosse esistita la Lida, quanti cani ci sarebbero stati al rifugio?